Sono giorni caldi a Venezia per il settore portuale. Dopo la nomina del provveditore Cinzia Zincone a commissario straordinario dei porti di Venezia e Chioggia al posto di Pino Musolino, che ricoprirà il ruolo di presidente a Civitavecchia, mentre a Venezia andava in scena la protesta dei lavoratori, una delegazione incontrava a Marghera il governatore veneto, che ha espresso la sua opinione sul futuro della crocieristica, che ribadirà alla convocazione del comitatone prevista per lunedì 21. Allora, lunedì andremo a portare la nostra posizione, che è chiara. Noi abbiamo sempre parlato della possibilità di fare il canale dei petroli, Marghera, la banchina nord, come si chiama, di Marghera, e la pulizia del Vittorio Emanuele per arrivare alla marittima. Quindi le grandi navi dentro a Marghera e poi diciamo la crocieristica luxury o di medio livello. Vi ricordo che il decreto Clini-Passera, che è del febbraio 2012, ovvero di 11 anni, scusate, 9 anni fa, a febbraio sono 9 anni, 8 anni e mezzo, porta il nome di due ministri del governo Monti, che diceva che tutte le navi sopra le 40.000 tonnellate dovevano uscire nel loro transito dal canale Giudecca del bacino San Marco. È stato fatto un provvedimento per le 96.000 tonnellate, un contingentamento, ma a tutt'oggi, nonostante gli enti locali, cioè la regione e il comune, abbiano sempre dato piena disponibilità per questa soluzione, abbiamo assistito a un dibattito che ormai è storico tra il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Trasporti. Cioè, se non si mettono d'accordo non ne veniamo fuori. Ma non si dica mai che c'è una posizione di ostruzionismo o d'ostativa da parte della Regione Veneto e del Comune di Venezia.